Quante volte ci sarà capitato di ascoltare i ricordi e le impressioni di un buio pezzo di storia della nostra provincia? Quanti i traumi che emergono da quei racconti, le sofferenze, le perdite. Lo scrittore emergente Angelo Rubano, originario di Cassino, ha raccolto questi ed altri pensieri nel volume edito Centro Documentazione e Studi Cassinati, intitolato Nonno, mi racconti la guerra? Durante la presentazione del suo libro, già in seconda ristampa, l'autore ha illustrato i 3 anni di ricerca sugli effetti della Seconda Guerra Mondiale nella provincia di Frosinone, arricchiti dal patrimonio di saggezza, di racconti e testimonianze di suo nonno. Con una frase potremmo dire su questo libro per non dimenticare. Il libro è frutto di racconti di mio nonno soprattutto, ma di altre persone sia civili che militari che hanno vissuto le sofferenze della Seconda Guerra Mondiale a ridosso della linea Gustav, nella zona del Cassinate e della sua periferia. In questo libro ho cercato di riportare i loro racconti e far trasparire quel vissuto di queste persone che hanno sofferto drammi quali lo sfollamento, i bombardamenti e in particolare mio nonno la perdita della madre a seguito di un cannoneggiamento e con relative sofferenze, perché poi è rimasto orfano di madre e con 2 fratelli più piccoli da accudire e quindi con tutte le problematiche relative a quel periodo. Dal coinvolgente volume emergono anche le differenze tra le generazioni coinvolte, la fanciullezza spensierata dell'autore e quella travagliata di suo nonno, calpestata fin da subito dalle 36 nazioni che hanno transitato nel Cassinate, dalla perdita della madre e dalla precoce maturità che si è fatta largo troppo presto nel suo animo. È stato difficile perché oltre ci sono stati 2 tipi di ricerca, una ricerca storica e una ricerca da parte dei testimoni, quindi di testimonianze. Ci sono 3 anni di lavoro dietro a questo libro e in particolare il mio lavoro è consistito nel ricercare da parte dei vari personaggi che raccontano le storie il loro vissuto. L'altro lavoro è stato fatto insieme al Centro Documentazione e Studi Cassinati che mi ha aiutato ad incastonare questi racconti, queste storie nel contesto storico del periodo, cioè cosa avveniva in quel piccolo angolo di mondo che è la Valle del Liri nel periodo che va dal settembre del 43 alla primavera del 44. Quindi abbiamo poi creato un connubio, quindi incastoniamo la storia di quel periodo con il vissuto di alcune persone, quindi le esperienze personali dei singoli.